Il coronavirus alza la voce, alza la pressione. Nell'ultima settimana nell'area iberica il tasso di positività è cresciuto, arrivando a una media del 3,9%. In 7 giorni il Covid negli ospedali del Luzzotto ha seminato 15 morti, ma ci sono stati anche 689 guariti. La campagna di vaccinazione, nonostante lo stop che ha congelato momentaneamente AstraZeneca, non ha subito brusche frenate nell'area iberica, anzi è andata avanti spedita con 5.726 nuovi vaccinati e 9.220 dosi inoculate nell'ultima settimana. Oggi l'utilizzo di mascherine, la pulizia delle mani, delle superfici, il mantenimento delle distanze, uniti ai progressi nelle cure, alle terapie con gli anticorpi monoclonali e alla potenza di fuoco della campagna vaccinale, può segnare in Veneto la svolta nella battaglia contro il Covid. Certo, anche il virus ha alzato il livello di contagiosità con la diffusione delle varianti. Come sappiamo tutti, la variante inglese è quella che ha preoccupato di più. Sembra che queste varianti abbiano una potenzialità di diffusività molto più elevata di quelle precedenti. Sulla mortalità e letalità non sembra distinguersi dal virus precedente. Intanto, dopo l'autorizzazione dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, è ripartita anche la vaccinazione con AstraZeneca. Il personale sanitario è uno dei comparti che hanno iniziato per primi la campagna di immunizzazione e gli infermieri dell'Ulsotto oggi hanno già raggiunto un'alta percentuale di vaccinati. Siamo arrivati intorno all'85%, ci sono ancora sedute vaccinali per gli infermieri che ci hanno ripensato o che comunque non hanno potuto in quel momento vaccinarsi, e quindi penso che possiamo chiudere con un buon 90% e che sia una posizione per l'ULSS 8 di tutto rispetto. Ad oggi, nell'area iberica, la vaccinazione nel comparto infermieristico si può dire che abbia funzionato. Colleghi che si siano positivizzati o comunque ammalati dopo il vaccino non ne abbiamo riscontro ad oggi. Quindi i vaccini stanno funzionando tra gli infermieri? Sì, sicuramente, e penso che il funzionamento si vedrà se la pandemia aumenta come sta aumentando nelle corsie degli ospedali e non vedremo più cluster di personale ammalato. Quella sarà la cartina di tornasole per dire che è veramente efficace.